parte vera, la stagione dell'amore. La quarta stagione. Va bene, allora ragazzi, che dire, siamo alla quarta stagione, stagione. Ecco, come la definirebbe? Ecco, io la chiamo la stagione dell'amore, la quarta. Ah sì? Sì, la chiamo la stagione dell'amore. Quando mai? Come sì, sai viene e va, diceva qualcuno. viene va. Speriamo Ecco, viene o che va? viene, speriamo che viene. Speriamo che venga, butti su un congiuntivo anche per sbaglio. Ecco, speriamo che viene. Professore, ne abbiamo avute di occasioni. Voi mi state portando su un territorio, sembra che poi io non conosca le canzoni. No, Io- però ne abbiamo anche avute di occasioni. Ma non rimpiangiamo le mani. Non rimpiangiamole. Visto che siamo entrati in questa cosa qui. Guarda, Pensi che- mi è piaciuto che avete citato Mario Battiato, perché è il cantante che io preferisco, Ama di a cui mi Mario. sono aspirato di più. Si è ispirato. Sono ispirato di più. Va bene, no, stavo dicendo, a parte i cretini, di fare gli stupidi, non è un programma, Ah, pensavo fare gli stupidi, non è un problema. non è questo, come dicevi giustamente tu, un circo, non è un circo, quindi noi dovremmo, questo spot iniziale serve per portare gente, è vero, Questa sera alla il serata. beneficio qui, visto che Allora saremo- facciamolo bene. Ma però spieghi anche al dottore che non è proprio uno spot questa, è una nuova modalità del social, È un invito. che è la diretta. Ecco, lo bue che se ne intende di social, come lo possiamo chiamare? Un invito. Un invito. Cartaceo. Questo è un invito, non si fanno neanche più per le nozze le partecipazioni, ma si fanno gli inviti così. Ecco, Esatto. chiami tre coglioni e gli fai dire. Al prezzo di 2, 4 al prezzo di 3. E gli fai dire, va bene, no, a parte gli scherzi, noi volevamo dire al pubblico di Robaforte che sono il 70% di questo programma, il pubblico. Sì, il pubblico, il se non 70%. ci fosse non ci saremmo noi. Non ci saremmo noi ci metteremo le nostre forze, ci saranno delle novità, io Molte posso novità, dire molte dottore. novità. Che novità? Ospiti importantissimi, possiamo dire chi c'è questa Illustri. sera. Ah sì, anticipiamolo. Illustri, produttore, musicista, pianista, Tra l'altro lui sembrava un omaggio, ha collaborato col maestro, ricordo io. anche con Battiato. Sì, Sì, sì. sì. Stiamo parlando di Madaschi, ecco, di Francesco, perché noi c'è anche Francesco in confidenza. arte Comunque, Madaschi. ecco, Madaschi, tastierista e mente insieme a Bunna di Africa Unite, ma Ma non anche dica Unite, dica anche Unite, però è vero che c'è scritto Unite. loro vogliono che si dica No, loro. Unite, L'avete visto scritto facciamo, voi? è una via di mezzo, perché Quindi noi- possiamo dire, visto che lei ama le rime, Tonight, qualcuno degli Africa Unite, o è brutta? È brutta, mi è sembrava brutta. anche Hai No, detto è tu, orribile. già, è orribile. Allora abbiamo detto il contorno, ecco, sì. anzi Adesso no, il piatto- scusate, abbiamo detto il piatto forte, Ah. diciamo anche il contorno, che questa rubrica, io devo essere sincero, conto molto su questa rubrica. Ci sono le cime di Rapidi. Ma contorno. è un nuovo investimento della produzione? Sì, io di faccio roba finta di non averla sentita sta battuta e praticamente Siamo tutti in forma stasera. se partiamo così siamo a posto, Il ce la dottore era un diamo. po' agitato che era tanto tempo. È tanto Sì, tempo, è è vero. tanto tempo. Comunque una rubrica che è una new entry, Possiamo chiamarlo un lancio? un lancio lancio. sono i grandi misteri italiani. Ecco, i ce grandi ne sono, misteri, ce ne sono dottore. tanti. Come Sì, se sì, fosse i gialli della storia, una roba laugia, una roba... Ma esatto, sì, alla Lucarella, Ah. come dire, con Sì. quel taglio lì. Ma Abbiamo, molto la Lucarelli. sì, abbiamo voluto dare quel taglio lì perché noi siamo i precursori Ma di alla questo tipo selvaggia di... Lucarelli o alla Carlo? No, Carlin. ci siamo buttati su Carlo perché tu Ah, sai che gente noi, seria. noi non strizziamo gli occhi al varieté. Questo sì. è- Quella lì Quindi scrive diciamo sul anche un po' Fatto Quotidiano. complottista, no, più misterioso. Più... è misterioso complottista, però ah, più tutte e due. misterioso, è più misterioso. È che io non svelerei tante cose. Se no, perché se no poi la come- gente... Possiamo dire è che una roba cagata e quindi, Ah, ecco, quindi dici, non meniamo va troppo. bene. Allora, tra Ci siamo l'altro, la Maraglia. ma volevo Sì. dire che il programma è indicato per i cretini, ecco, un programma che è nato. Ma non è vero, ma cosa dici? Roba Forte è un programma per soli cretini, quindi venite già con uno spirito, è Sa che vero, io oggi perché mi- sperimenteremo Goliardico. quest'anno sperimenteremo tantissimo. ecco. Tutti nudi. Io oggi ho riflettuto sul fatto che Cesare Pavese è morto molto più giovane di noi. Ah, al è di là del mancato fatto- Cesare sì, Pavese. mancato. È mancato No, Cesare però dico, Pavese. noi abbiamo, secondo me, più di a occhio, a orecchio, abbiamo 200 anni in 4. Secondo Sì, me alza quasi la allora? media, chiaramente Di più.
E cosa vuol dire? E con questo... Eh no, che abbiamo una responsabilità anche sociale, non può dire un programma per i cretini. No, invece sì, perché io devo invece essere sì. sincero, siamo diventati ormai una famiglia col pubblico, Sì. A voglia. e quindi Però dividiamo... nessuno ci invita a casa sua. Appunto. Sì, ma lo dividiamo le faranno, spese. ma lo faranno. Diventeranno anche loro dei scemuniti come voi, ragazzi. Ecco, capito? Come voi. Dico come diciamo, Certo, gli ho elementi capito, di... così, simpaticamente. simpaticamente, chiaro, chiaro. Ma lo ecco. dico a mio È fratello. veramente un programma, io lo dico, per coglioni. Ma Scusa, sì, passare allora, un ma giorno non di deve sera- dire questo. No, non adesso si lo butti dico giù. all'altro Non ho laureato capito. del programma. Oggi pensavo anche un'altra cosa, che noi comunque, parte di noi, il 50%, non stiamo a dire chi, si è laureato. Sì. Nel Beh, frattempo- guardami in faccia quando sì, parli. sì. Allora ti chiedo, a questo punto le do del tu, Sì. ti chiedo, ma che cosa ci è servito poi a noi la laurea? Niente. Non vorrei dire agli studenti Niente. adesso l'ascolto. Per far contenti papà e mamma. Niente. Cosa Esatto, ci è servita esatto. esattamente la Niente, laurea? era tradizione nella mia famiglia Non bisogna averla e essere io l'ho così. presa. capito? È chiaro. Mamma l'aveva, papà l'aveva, nonno l'aveva, nonna l'aveva, io no. Allora Anche il fratello e la È sorella. una questione la sorella, quindi, diciamo, chiaro. di blasone, diciamo. È un blasone, È un è un blasone. blasone, decisamente un blasone. E qual era Allora, il corso di ingegneria dei ponti, ecco, i ponti, tra quelli che- l'altro ho progettato io il ponte Allora- Isabella e tiene ancora, voglio dire. Ah, è un pontologo. Ah, lei ha fatto il Ponte Isabella? Ho fatto lo studio del carico di punta del Ponte Isabella, possono passare pure i carri armati sul sì, Ponte l'ha Isabella. fatto. Ah, no, no, il dentista, allora. Tiene. Va bene, allora, siccome il tempo stringe, io volevo invitare, noi volevamo invitare il pubblico che ancora così era incerto. Questa sera al birrificio di Venite. Corso Sommeliere 12 a Torino, Non sommelier. Venite a prendere il caffè su qui. Cavalcavia, venite a prendere caffè o a mangiare, O a perché mangiare, tra poco insomma. inizia la cena, venite a mangiare, si mangia ottimamente all'americana e non, e poi ci sarà la quarta edizione di Roba Forte. Certo, cominciamo soprattutto. L'unico programma radiofonico che è diventato uno show dal vivo e che per 4 stagioni di fila, adesso non sappiamo la Funziona. quarta. Sì. No, va bene, non Ma funziona. speriamo non lo che arriviamo alla fine della quarta almeno. Oh, E ma che vede- pessimista. ma no, Ma no, lo sa però che è possibilista, io sono possibilista. Vabbè, Sono possibilista. ecco. vabbè, tiriamo i dadi. Va bene, allora Mao, abbiamo anticipato tante cose, vogliamo anche anticipare il pezzo che darà lustro Ma che bello, sì. a questo... Volentieri, dottore, anche perché adesso, esatto, volentieri. Un pezzo, tra l'altro, Un pezzone. un po' piccante, una sorta di piccante. film, una sorta di film. Un pezzo da all'interno. capire il testo, più che altro da ascoltare, perché è di semplice comprensione, però è scritto da Mogol, uno che sa usare le parole. Sì. La musica è di Lucio Battisti, stiamo parlando di Innocenti Invasioni. Innocenti Invasioni. Evasione. Evasioni. La roba... Più o meno, Non lo più o meno, stravolga più o così, meno, più o meno, va bene. Ma facciamo almeno l'inizio. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino qualcuno a stasera, qualcuno, un po' di mistero, qualcuno, misterioso, qualcuno, armonizziamo come gli alpini, qualcuno, e aspettiamo. Ah, ha voluto dare un assaggio.